E negli ospedali in prima linea tra la paura di ammalarsi e la fatica quotidiana ci sono gli infermieri. Abbiamo raccolto la testimonianza di una caposala della terapia semi-intensiva. Vediamo. 10 mesi di lavoro duro, 12 ore a turno con le maschere. Sandra è la caposala della terapia semi-intensiva, 18 posti letto sempre pieni, pazienti terrorizzati di finire in intensiva, bisognosi di tutto. Appena uno se ne va, ne arriva un altro. È più difficile, è più dura, i pazienti sono più critici, fanno più fatica a guarire e anche noi rispetto alla prima volta dove anche l'opinione pubblica era dalla nostra parte, l'infermiere eroe, adesso sembra che il Covid per molti non esista. Che cosa le dà la forza di andare avanti? Guardi, il gruppo. È un gruppo di infermieri, anche giovani, molto giovani, che proviene dalle unità operative più disparate, nel senso che è un reparto creato ad hoc per il Covid. Anche se non è finito il lavoro, senza che io chieda niente, si fermano anche oltre l'orario di lavoro. Come si sta vicino a pazienti di questo tipo? In tutte le maniere, con la parola di supporto. È importantissimo la comunicazione con i parenti che non possono entrare, quindi con l'iPad, ed è bellissimo vedere la gioia che hanno quando si parlano. Lei ha paura? Io ho paura soprattutto per i miei cari a casa. Sente di dire qualcosa alle persone che stanno fuori? Di stare attenti.